Allora, Patrizia, sapete, Patrizia Trapella è candidata di Fratelli d'Italia qua per il collegio della provincia di Venezia, in particolare per la parte sud, e abbiamo letto sui giornali nazionali che la Meloni è convinta del fare cappotto, vincere tutte le regioni. Tu cosa ne pensi di questa situazione? Ma senz'altro questo 7-0 che dice il presidente Giorgia Meloni non è così proprio improbabile. Abbiamo i due governatori uscenti sia della Liguria che del Veneto che senz'altro verranno riconfermati. Per quanto riguarda la Puglia e le Marche mi sembra che i nostri due candidati del centrodestra stiano andando benissimo. Anche in Toscana la donna candidata sembra che sia effettivamente a un quasi pareggio con il candidato dell'opposizione. Che dire, in campagna mi permetto soltanto di sottolineare, come aveva già sottolineato la Meloni, proprio in questi giorni, che De Luca non fa altro che denigrare e parlare male del PD tutto il giorno, quindi significa che anche qui abbiamo senz'altro un'opportunità, quindi il 7-0 auspicato non è proprio così improbabile. E Regione Veneto cosa ne pensi? Ma siamo messi bene anche qui per quanto riguarda, naturalmente tutti sanno che anche Fratelli d'Italia corre per Luca Zaia presidente, e quindi senz'altro sarà una vittoria del centrodestra. E per quanto riguarda Fratelli d'Italia siamo arrivati quasi alla doppia cifra, quindi siamo sui sondaggi del 10%. Direi che per quanto ci riguarda, cioè la provincia di Venezia, abbiamo ottime possibilità di fare il nostro consigliere regionale. E allora, nei prossimi giorni ci terrei più aggiornati sull'andamento di questa campagna elettorale, va bene? Beh, siamo a 15 giorni dalla fine, quindi siamo sul rush finale, e direi che non minuto per minuto, ma giorno per giorno, Andrea, possiamo sentirci. Ok, in bocca al lupo, cara. Viva il lupo! Ciao!